Angelo Staghellini è il direttore generale dell'azienda pubblica dei servizi alla persona della città di Bologna, è esperto di direzione gestionale e di enti locali, anche di enti consortili, quindi come dire, ha un'esperienza, uno sguardo anche rispetto alla parte dell'impresa sociale e detiene in particolare una pluriennale esperienza nella programmazione e nella gestione appunto nell'area dei servizi socioassistenziali e sociosanitari. Ecco, lui ha già iniziato per le proprie attività e per il proprio ruolo anche all'interno del Comune di Bologna a ragionare in questi termini, e quindi a lui chiediamo di portare un po' la sua esperienza su questo campo. Angelo? Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Ecco, adesso ti vedo anche. Buongiorno, Ok, perfetto, io sento buongiorno. molto bene. A te la parola, grazie. Grazie mille. Inizio con un paio di premesse che mi sembra importante fare. Il termine esperto su questi temi è difficilmente attribuibile, quindi subito mi metto in garanzia dicendo che assolutamente non per falsa umiltà, ma la situazione non è di... Mi sento esperto nel senso che ho fatto delle Esperienze, esatto, in questi in termini, questo certo. senso sicuramente. Quindi la dimensione dell'esperienza è un po' questo l'approccio che voglio dare al mio intervento, cioè condividere con voi dal punto di vista di un dirigente pubblico, perché questo ho sempre fatto e sono da prima 20 anni nel comune di Crema e adesso da poco più di un anno come direttore generale dell'ASP Città di Bologna. Quindi mi piacerebbe condividere con voi alcune esperienze, 2 esperienze di coprogettazione in essere, che sono partite ben prima dell'ultima sentenza, che hanno vissuto diverse fasi, che stanno ancora andando avanti, si stanno realizzando, e mi piace provare a condividere queste esperienze e con voi tirar fuori qualche chiave di lettura, qualche elemento di riflessione. Provo a condividere quindi, vabbè, vediamo se riesco a condividere il mio desktop, così vi faccio vedere anche una presentazione. Spero la vediate. Sì, si vede. Ok, perfetto. Quindi, prima di partire, comunque ringrazio anch'io Indie per il forum, per questa occasione, e mi piace molto l'espressione usata adesso dal Presidente, cioè l'idea di creare un ambiente all'interno del quale arrivare ad acquisire linguaggi comuni rispetto a questo tema, perché questo è una premessa indispensabile e fondamentale. Se non c'è un contesto, un ambiente di condivisione e di diciamo, condivisione valoriale prima di tutto e poi anche dei linguaggi e degli strumenti, difficile è partire in una dimensione più operativa. Ho provato a strutturare l'intervento con questa griglia, cioè vorrei fare in prima battuta una lettura di quelli che sono stati gli orientamenti che hanno guidato la nostra esperienza, che hanno guidato le esperienze che ho fatto nel Comune di Crema prima e ora nell'ASP Città di Bologna. Alcuni orientamenti di fondo. Su questo ci ha aiutato molto il confronto e una serie di interventi così anche di formazione, ma soprattutto il confronto con altre realtà che prima di noi avevano mosso i primi passi. Dico subito in maniera totalmente trasparente che l'esperienza guida che ci ha caratterizzato e che abbiamo preso un po' a modello è stata l'esperienza del Comune di Lecco. Quindi il Comune di Lecco è stato il primo nel contesto lombardo e forse nazionale, e con loro abbiamo veramente attivato un rapporto di profonda collaborazione e di scambio di esperienze. E da questa esperienza di condivisione, di confronto, abbiamo costruito un po' gli orientamenti guida che poi sono la base dei nostri processi di lavoro. Quindi in questo spirito di condivisione di esperienze, ecco che ben volentieri ho accettato l'invito e sono qui a portare questo contributo di riflessione. Dopo quindi aver un po' richiamato gli orientamenti, mi piacerebbe raccontare con voi un'esperienza di coprogettazione in essere che sta sviluppando ASP Città di Bologna con il Comune di Bologna e con i comuni dell'area metropolitana, e un'altra esperienza
più contenuta in termini di dimensioni, ma significativa in termini di valori, che è in essere nel comune di Crema, un comune molto più piccolo, 35.000 abitanti, nel contesto della provincia di Cremona. Tra l'altro mi sembra di aver visto tra i partecipanti che c'è qualche lombardo, anche un cremasco intravisto, quindi saluto anche l'amico Strepparola. Allora, in questo scenario partirei da questo primo blocco di riflessioni. Allora, questa coprogettazione, che cos'è, ma soprattutto cosa può essere? Cioè, perché qui siamo in una situazione in cui di fatto al di là degli ultimi pronunciamenti, qui bisogna mettere in chiaro alcuni elementi di fondo. Sicuramente è uno strumento giuridico di regolazione dei rapporti tra gli enti locali, gli enti pubblici e gli enti del terzo settore. Sicuramente questa è una dimensione di valore, quella che di solito muove il primo interesse, il primo, diciamo, aggancio con il tema. Trovare una modalità nuova per regolare i rapporti. Però nelle esperienze che poi vi racconterò, questo non basta per muovere tutto questo processo. Cioè è una motivazione, un perimetro interessante, importante di premessa, ma avviare un percorso di coprogettazione solo per questo primo step diciamo, di obiettivo, forse il gioco non vale la candela. Cioè, forse il processo che si mette in piedi diventa un qualcosa di non pieno, non completo, molto parziale, molto limitato. Mi piace molto di più il secondo aspetto, cioè aprire una prospettiva metodologica di relazione metodologica tra pubblico e privato sociale per sviluppare programmi, progetti, per insieme lavorare su temi di interesse generale. Non solo, e questo è importante anche dopo l'articolo 55, non solo del codice sul sociale, sui temi sociali, ma su tantissime tematiche che vanno ben oltre il solo classico perimetro del sociale, ma nell'ambito della cultura, nell'ambito del sanitario, degli aspetti ambientali, educativi, formativi. Cioè, c'è un tema di interesse, ci lavoriamo insieme con un metodo di lavoro integrato su questi temi. Diventa anche poi, se superati i primi due step, può diventare e diventa un elemento di valore come processo operativo, cooperativo e inclusivo per coprodurre servizi. Perché allora a quel punto, se abbiamo impostato una prospettiva di natura metodologica di questo tipo, riusciamo anche a coprodurre servizi insieme senza scivolare subito in soluzioni pasticciate dove la coproduzione diventa prevalente rispetto alla dimensione del lavoro insieme. L'ultimo step, forse quello più sfidante, più innovativo, più anche, diciamo, di valore più alto che la coprogettazione può andare a attivare, è addirittura arrivare a costruire dei sistemi organizzativi plurali, dove pubblico e privato sociale condividono un assetto organizzativo trasversale, non solo lavorano insieme, ma compongono un'organizzazione plurale. E questo è il tema più sfidante, più bello, più anche ricco che la coprogettazione può andare a creare. Un cambio di sistema di governance, un cambio di modello organizzativo per insieme realizzare progetti, iniziative, percorsi di interesse generale. Questo è l'assunto, diciamo, di orientamento culturale nel quale si sono mosse le nostre due esperienze che poi racconterò, che non stanno interpretando al 100% questi passaggi, stanno vivendo fatiche, stanno vivendo l'impatto della realtà, perché un conto è dichiarare, un conto poi agire e mettere in pratica questi processi. Però per me è importante partire da questo tipo di riflessione. Quindi uno strumento giuridico, una prospettiva metodologica, un processo operativo, un sistema organizzativo. Quando si parla di coprogettazione si arriva subito quindi a dire che questa parola del paradigma culturale l'avete usata anche voi, no? Di fatto
la coprogettazione come un possibile paradigma culturale per affrontare un processo di cambiamento che è attorno a noi, è sopra di noi, è dentro di noi, c'è un cambiamento di un quadro normativo, c'è un contesto economico in continua evoluzione. Allora perché non a favorire e sostenere dei processi di cambiamento negli assetti organizzativi, nei processi produttivi, nelle scelte di governance? La coprogettazione ci può aiutare in questo senso, introduce dinamicità dove c'è staticità, dove c'è rigidità, introduce innovazione e evoluzione dove spesso siamo arrivati a stratificazioni, a consolidamenti che non sono più coerenti con i sistemi di welfare locale di oggi e di domani. Quindi anche io richiamo il tema del paradigma culturale, ma nella logica di un approccio per il cambiamento. Quando si parla di coprogettazione poi si parla spesso di risorse. Qualcuno pensa che la coprogettazione in maniera superficiale sia un escamotage per dire abbiamo meno soldi, cerchiamo di trovare qualche altro metodo per fare le cose. Questa cosa è meglio anche questa sconfessarla fin dall'inizio. Noi abbiamo vissuto un periodo storico dove sicuramente c'è stato un progressivo calo, una stabilizzazione o calo delle risorse pubbliche, sicuramente una fatica delle risorse, diciamo, private, delle famiglie, nel garantire alcuni livelli di supporto in quello che è il concetto di welfare più allargato, che è il welfare familiare, che nel nostro contesto è prevalente o preeminente. Però c'è stato anche nel tempo una crescita del capitale sociale fuori dei perimetri della sola pubblica amministrazione e c'è stato un grande innesto di risorse private. In Lombardia il ruolo della Fondazione Cariplo è diventato strategico e ha portato un contingente di risorse aggiuntive sulle quali andare a progettare e sviluppare iniziative e quant'altro. Ecco, in questa dinamica delle risorse e di cambiamenti delle fonti di finanziamento, la coprogettazione diventa un'opportunità non per puntare al basso, ma per puntare all'alto. Faccio un esempio, cito l'esempio ancora di Lecco che già richiamavo prima, l'esperienza di coprogettazione del Comune di Lecco in 12 anni ha, diciamo, mosso oltre 66 milioni di euro. Di questi il 14,8% delle risorse in campo le ha portate il terzo settore, le ha portate il terzo settore in aggiunta alle risorse pubbliche. Quindi l'obiettivo non è stato ridurre, diciamo, il perimetro dell'attività, ma ampliarlo con una forte componente aggiuntiva di risorse che il terzo settore, coprogettando col pubblico, ha messo a fattor comune, ha messo dentro un perimetro di coprogrammazione, di coprogettazione. Quindi pubblico e terzo settore, lavorando insieme, sono andati a cercare finanziamenti aggiuntivi, sono andati a cercare altri canali di finanziamento. Quindi la coprogettazione non è perché abbiamo meno risorse. La coprogettazione deve essere guidata da questo mantra: andiamo insieme a valorizzare le risorse che ci sono e a cercarne di aggiuntive. Faccio un esempio: la coprogettazione in alcuni casi è venuta anche in soccorso del pubblico. Guardo al 2011, il pubblico vive una situazione di sofferenza, scende a 77 milioni, al 77%, scusate, il 22 lo mette il terzo settore, ma il sistema di welfare regge. In altri anni il pubblico mette di più e il terzo settore mette di meno, ma il sistema regge. Questa alleanza anche sul tema delle risorse, lo vedremo poi come nelle due esperienze, può trovare traduzione. Sicuramente, l'ultimo punto rispetto diciamo, al tema degli orientamenti, la coprogettazione è una grande opportunità per creare nuove relazioni tra pubblico e terzo settore, all'interno del pubblico, all'interno del terzo settore. Proviamo a entrare nel merito. Allora, questa immagine, che non è mia, ma è del dottor Marco Brunò, che è impostata un po' la nostra figura di guida. Il professor Marco Brunò ha scritto anche un libro molto bello sulla coprogettazione, è un nostro punto di riferimento. Questa immagine visualizza appunto il tema relazionale, dove
da un modello precedente o ancora molto attuale, dove la direzione politica e la direzione tecnica organizzativa è dentro in un perimetro pubblico, mentre nel perimetro del terzo settore abbiamo fondamentalmente la produzione di servizi attraverso appalti, voucher, concessioni o altre misure analoghe o declinate all'interno di questi titoli, a un modello dove la direzione politica, giocoforza, rimane ancora nel perimetro pubblico in quanto compete all'amministrazione locale definire gli indirizzi e gli orientamenti, ma già la direzione tecnica e organizzativa è in un perimetro di orizzontale collaborazione tra terzo settore e ente locale. Non viene poi fatta una delega al terzo settore per la produzione dei servizi, ma anche la gestione operativa e la produzione dei servizi sono temi comuni, temi da gestire in maniera orizzontale. Un modello che centra sul pubblico diciamo la regia, la testa e poi mette le braccia nel terzo settore, è un modello dove invece braccia e testa sono sempre condivise sulla dimensione direzionale, operativa e produttiva. Quindi un cambio di modello relazionale molto, molto forte, molto importante, che poi si traduce in questa immagine, anche questa che ho appreso da Marco Brunò, che il tema è: le relazioni non sono più unicamente legate ai ruoli e alle appartenenze, ma la volontà di lavorare insieme su un problema. Quindi la coprogettazione promuove la costituzione di organizzazioni temporanee di reti plurali come un'infrastruttura sui problemi. L'organizzazione di rete che andiamo a creare mette al centro il problema, non il ruolo, non l'appartenenza, non l'identità. Ognuno gioca il ruolo, l'appartenenza e l'identità in relazione a un fattore comune, che è il problema. Vogliamo lavorare insieme su un tema, su un oggetto, su una problematica, sulla quale già stiamo lavorando dentro i nostri perimetri. Creiamo un perimetro comune per affrontare questo problema. Problema che poi analizzato, letto, studiato, diventa progetto, diventa ipotesi di soluzione e poi insieme andiamo a mettere in campo una possibile realizzazione. Ho sottolineato anche il tema della temporaneità, cioè la composizione non è una scelta per sempre, è un innamoramento sull'oggetto, non è un matrimonio per sempre, è un innamoramento temporaneo sull'oggetto e la temporaneità è un elemento di valore perché evita cristallizzazioni, evita stratificazioni, impone sempre di rivedere come stiamo funzionando, impone sempre un ripensamento di chi siamo attorno a questo problema e di come lo stiamo affrontando. Questo tema è un elemento cruciale. Quindi pubblico e terzo settore, a me piacerebbe dire ente locale e terzo settore, perché di fatto tutte e due le realtà sono accomunate in una funzione pubblica, quindi la parola pubblico e terzo settore non mi piace più. Cioè enti locali e enti del terzo settore, nella loro accezione di enti con una valenza pubblica, si mettono a lavorare insieme per leggere e riformulare ipotesi rispetto a situazioni problematiche. Agiscono rispetto a queste situazioni problematiche al di là dei loro ruoli, ma in funzione di obiettivi condivisi. E qui si innesta anche il tema della mobilitazione della comunità, non solo degli enti del terzo settore che immediatamente possono essere individuati come i primi partner dell'ente locale, le cooperative sociali, ma il terzo settore, voi mi insegnate, è un mondo che chiama in causa realtà strutturate, meno strutturate, i mondi vitali che caratterizzano le nostre comunità locali, le comunità che hanno un valore dentro i nostri processi di welfare locale, ma che non sempre sono, diciamo, interlocutori possibili utilizzando i vecchi canoni delle modalità relazionali tra pubblica amministrazione e altri soggetti formalmente costituiti. Quindi sui problemi anche l'informale, anche l'associazione più piccola, più di contesto, più di quartiere, più di micro realtà, assume ruolo
assume un valore, assume un significato, assume una rilevanza rispetto al processo di lettura condivisa dei problemi complessi. Tenendo insieme, perché non siamo nati ieri, che poi ci sono delle forze di cooperazione, ma anche delle forze competitive tra i vari soggetti che sono attorno al problema. È naturale che c'è una grande volontà di lavorare insieme, ma c'è un'altrettanta tensione a valorizzare la propria realtà di appartenenza. Quindi c'è questa competition, cioè una soluzione mediana tra la cooperazione e la competizione. E questo è un tema che non può essere negato, ma va affrontato. Va affrontato perché altrimenti neghiamo un elemento fondante, la relazione, che è riconoscere le naturali aspirazioni di chi compone questo assetto collegiale. Quindi l'investimento sui sistemi di governance, sulla costruzione di autorità collegiali, nei quali tutti si sentono rappresentati, ma in funzione di un obiettivo comune, è un altro tema fondante i processi di cooperazione e di coprogettazione. Quindi i sistemi di governo della coprogettazione sono un tema che chiede tanto impegno, tante risorse, tanto tempo. Per quello che dico, o la si fa per obiettivi alti, o il tempo che viene richiesto, forse sarebbe, se non si vuole fare questo è meglio fare una gara, che è molto più semplice e investe molto di meno in termini di energie, tempo, volontà di stare insieme sui processi. Perché questa tensione competitiva non va negata, ma va gestita, va affrontata, va considerata come una variabile importante. Accidenti, mi sa che ho sbagliato qualcosa. Cerco di tornare alla presentazione, chiedo scusa. Eccomi qua. Quindi mi collego a questo tema della competizione. Quindi la coprogettazione è anche una grande sfida per il terzo settore. Non è solo un cambio di modalità di approccio per l'ente del pubblico. Perché vi assicuro che bisogna che il terzo settore scelga di entrare in un perimetro di coprogettazione. Non è che deve aspettare di essere invitato dal pubblico a fare coprogettazione. Deve scegliere di adottare questo come il proprio perimetro identitario, nuovo. Perché vi assicuro che nella storia, nelle esperienze vissute, io ho trovato tante realtà che dicono: a me va bene il modello attuale, io sono un terzo settore gestore, lasciatemi fare il gestore. Il gestore mi dà sicurezza, mi dà comfort, so cosa devo fare, faccio le mie prestazioni e vengo pagato per le mie prestazioni. Decidere di mettersi al tavolo della coprogettazione è sfidante per il pubblico, ma è ancora più sfidante per il terzo settore. E nelle coprogettazioni più evolute il tentativo è che il terzo settore non arrivi in ordine sparso, ma arrivi all'interno di un perimetro di unitarietà, o costituendosi anche come soggetto unitario, con una TS, con una forma consorziata, con un'associazione perché altrimenti se riportiamo dentro nel perimetro della coprogettazione una frammentarietà, se non una contrapposizione dei parti del terzo settore, ancora tutto diventa più difficile. Quindi scegliere di starci è un cambio di posizionamento non solo del pubblico ma del terzo settore, scegliere di starci in maniera unitaria è una scelta non facile, anche per il terzo settore. E poi nelle due esperienze vi farò vedere come ci siamo mossi. Quindi la coprogettazione quindi è sicuramente uno spazio di innovazione, di trasformazione, di riqualificazione dei sistemi relazionali, è il superamento di una serie di settorializzazioni anche all'interno della pubblica amministrazione, ma soprattutto all'interno del terzo settore, perché anche all'interno della pubblica amministrazione ci sono delle settorializzazioni che la coprogettazione può favorire in termini di superamento. È sicuramente, come è già stato detto, un decentramento di responsabilità, è sicuramente, e questo è un elemento nuovo, di responsabilità non solo gestionali ma anche direzionali, ma anche nella parte più alta del processo. Quindi questa prima parte del mio intervento, spero di non essere troppo confuso, richiamava gli orientamenti che erano alla base delle nostre esperienze. Adesso provo a entrare
senza tirarla troppo lunga, nelle esperienze. Vi racconterò 2 esperienze, appunto un'esperienza senza valutarle, ma solo raccontando e tirando fuori alcune chiavi di lettura, 2 esperienze a confronto. La prima è l'esperienza che sto vivendo adesso a Bologna, dove c'è un percorso importante di coprogettazione su uno specifico ambito di intervento. Ho riportato la pagina 1 dell'avviso pubblico, dove il tema è quindi ve lo leggo così anche i termini poi già vi orientano, perché i termini che vengono usati in questi documenti sono orientativi dall'approccio culturale che c'è dietro. Quindi un invito a partecipare a una procedura di evidenza pubblica di coprogettazione per l'individuazione di operatori economici per la gestione di azioni per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale. Quindi siamo nell'ambito di un finanziamento importante ministeriale per lo SPRAR, per passare dai CAS all'accoglienza diffusa. Il Comune di Bologna ottiene questo grosso finanziamento e diventa uno dei poli fondamentali del sistema di accoglienza SPRAR, e mette in campo con ASP Città di Bologna, che è l'ente strumentale del Comune di Bologna, un invito di coprogettazione. Sottolineo i termini usati. Siamo nel 2017, quindi 2017, 18 e 19 è ancora in essere, perché al termine del 2019 è stata rinnovata per ulteriori 3 anni. Quindi un percorso in essere, è tuttora sul campo. Tengo a sottolineare subito il titolo, l'individuazione di operatori economici per la gestione di azioni di accoglienza. Quindi il titolo già dà una linea di azione e vengono definiti tutti gli ambiti operativi nei quali poi si andrà a coprogettare. La seconda esperienza che vi racconto invece è quella del Comune di Crema, esperienza che è ancora anche questa in essere, 2018-2023, un'esperienza di 5 anni, dove non si fa coprogettazione su uno specifico ambito di intervento o legato a un singolo perimetro progettuale, ma si cerca di fare coprogettazione rispetto a un sistema locale di servizi. Il Comune di Crema è un comune più piccolo, 35.000 abitanti, a capofila di un ambito distrettuale di 160.000 abitanti, e prova a dire: proviamo a coprogettare non l'intervento A, l'intervento B, l'intervento C, ma il sistema locale dei servizi. E anche qui vi faccio vedere i termini. Quindi un'indizione dell'istruttore pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di interventi nel settore dei servizi sociali. Poi, per andare a focalizzare, questi servizi vengono aggregati in 6 programmi di attività, che sono Crema Città dei Bambini e della Famiglia, quindi l'area dei minori, l'area della povertà, il lavoro sociale di comunità, la protezione giuridica, l'inclusione sociolavorativa e i servizi abitativi. Quindi i termini sono partnership tra comune e soggetti del terzo settore. Queste 2 esperienze, parto dalla prima. Allora, la prima esperienza, quella appunto in essere presso ASP, come avete visto già dal titolo, pone una centratura molto forte sulla parte pubblica, cioè è la parte pubblica che fa un percorso di coprogettazione e, diciamo, leggendo gli atti, ma guardando un po' l'esperienza sul campo, diciamo, l'input iniziale appare essere sicuramente quello di creare con la coprogettazione un nuovo perimetro relazionale tra gli enti locali e il terzo settore. Quindi valorizzando la coprogettazione in primo luogo come uno strumento giuridico per regolare i rapporti. Si arrivava da un'esperienza precedente già di collaborazione molto forte tra il Comune, l'ASP e le realtà, soprattutto cooperative, del contesto su questo tema, e quindi l'idea è: proviamo a dare un perimetro giuridico più forte a questa relazione. In questo scenario, di fatto, i termini ancora anche qui diventano importanti per capire l'approccio culturale sottostante e le scelte che hanno guidato il processo. Il Comune è l'ente titolare della progettualità SPRAR, l'ASP è l'ente affidante, cioè che affida per conto del Comune la gestione dei servizi
al terzo settore, ma è il comune e ASP che definiscono il campo di gioco. Cioè il campo di gioco è definito nel perimetro di questa progettualità che appunto, come dicevo prima, in maniera molto veloce il Comune di Bologna e i comuni dell'area metropolitana vogliono costruire un sistema diffuso di accoglienza per i richiedenti asili, passando dalla logica dei centri di accoglienza straordinari, CAS, alla logica appunto dell'accoglienza diffusa nel perimetro dello SPRAR. Il campo è definito, il campo è dato, perché c'è questo campo dato, allora si definiscono anche, diciamo, gli oggetti, quindi gli oggetti che vengono messi sul tavolo della coprogettazione, che sono la mediazione linguistica, la formazione professionale, il sistema appunto di accoglienza. Adesso questo non vado a ricitarli tutti perché non mi interessa entrare nei contenuti, ma nell'accompagnare la lettura del processo. E oltre agli oggetti sono diciamo definite anche le risorse, perché in questo caso le risorse sono risorse che arrivano dal finanziamento ministeriale, quindi alla base di questo processo di coprogettazione in maniera chiara ci sono finanziamenti pubblici, quindi l'approccio è questo: abbiamo delle risorse per fare delle cose, ci state a farle con noi, l'approccio è questo. E quindi l'invito alla coprogettazione di fatto è l'invito a sviluppare una proposta progettuale attuativa di un campo ben definito e di oggetti ben definiti con risorse date. Una proposta progettuale attuativa. E questo è sicuramente un possibile perimetro di coprogettazione, perché valorizza la dimensione attuativa rispetto a un sistema dato e definito. Allora, sicuramente in questa logica il percorso come strumento giuridico di regolazione dei rapporti mette al centro il tema dell'evidenza pubblica. Quindi rispetto delle collaborazioni diciamo fuori da un perimetro amministrativamente definito, la coprogettazione mi permette di dare evidenza pubblica alla scelta del Comune di Bologna, di ASP, di cercare dei partner attuativi e quindi metto in piedi una procedura che mi permette di valutare chi è idoneo a lavorare con me. Le idoneità sono tipiche, quella professionale, quella tecnica, quella economica e finanziaria. Quindi l'esito di questa prima fase è di fatto una consultazione a un tavolo di coprogettazione di quei soggetti che sono risultati idonei rispetto a una verifica di prerequisiti. Quindi il tavolo di coprogettazione arriva adesso, ho individuato chi è idoneo di sedersi al tavolo con me, a lavorare su temi che ho definito, su oggetti che ho definito, a gestire insieme le risorse date. Adesso insieme raccogliamo proposte attuative e quindi diventa una consultazione rispetto a come traduciamo questi oggetti e questi obiettivi sul piano gestionale, sul piano operativo. E quindi si apre un tavolo di confronto nell'accezione della consultazione gestionale e attuativa. Al termine di questo tavolo di confronto, che di fatto diventa lo spazio di coprogettazione più forte e più, diciamo, sui contenuti operativi, ASP invita i soggetti idonei e che hanno partecipato al tavolo a fare l'offerta vincolante, l'ultima proposta, che poi diventa appunto di riferimento per arrivare alla costruzione di fatto di una graduatoria dei soggetti idonei messi in fila in base a una serie di punteggi, quindi una graduatoria di merito, e ASP userà questa graduatoria per entrare in relazione con i vari soggetti del terzo settore in base appunto all'ordine decrescente di queste graduatorie. Fino a qui è inutile dirlo, la dimensione rispetto alle prime indicate, giuridico-amministrativa, è prevalente. È la dimensione che appare come la più evidente, la più marcata. Però poi succede una cosa. Succede che pur essendo una procedura di evidenza prevalente di dimensione gestionale attuativa, poi succede qualcosa. Che attorno all'operatività si creano delle alleanze.
si creano delle alleanze importanti nel fare. Quindi è nel fare, nel livello poi attuativo, non tanto nel livello procedimentale, nel livello della costruzione del procedimento che porta all'individuazione di una partnership, ma nel livello operativo, che la coprogettazione diventa anche un processo operativo, cooperativo e inclusivo. Nella coproduzione dei servizi noi abbiamo visto nascere spazi importanti di relazione coprogettante tra gli attori sul campo, andando oltre quanto era richiesto nella procedura. Le alleanze nel fare sono nate in un contesto che forse non le prevedeva fino in fondo, o comunque che non le predeterminava in maniera così chiara, ma sono emerse e sono un elemento di valore importante. Questo per dire che anche quando il processo parte con un obiettivo, poi nel fare, nella relazione, nel confronto, nella dinamicità dello stare sugli oggetti, escono ulteriori dimensioni. Si è creato sul piano operativo si è creato uno spazio perché si definisse anche un sistema organizzativo plurale. Il problema è che non era previsto prima, non è stato oggetto di tavolo di coprogettazione. È nello spazio operativo che si è costruito anche una modalità plurale di gestione organizzativa per affrontare gli oggetti di lavoro. Quindi anche questa dimensione è stata recuperata strada facendo, non nella dimensione diciamo direzionale, ma nella dimensione operativa. E per ultimo, come un terzo elemento di valore, si è creata una dinamica relazionale tra professionisti dell'ente locale, degli ASP e del terzo settore, che sta costruendo una prospettiva metodologica per lavorare insieme in maniera costante, in maniera strutturata, in maniera partecipata. Non era... faccio esaspero il concetto. Questi tre elementi non erano forse predeterminati, ma sono emersi, si sono realizzati. Al punto tale, e qua faccio anche uno spot, che in questo perimetro, come nel perimetro della grave emarginazione adulta, dove invece la relazione tra terzo settore e ente locale è molto definita con un contratto, però la dinamica tra professionisti, la dinamica relazionale tra operatori, in un concetto di approccio metodologico porta a dei continui sviluppi, a dei continui processi di crescita, ampliando il perimetro operativo fuori dal solo SPRAR, attingendo ulteriori canali di finanziamento, i FAMI o altri. È un processo che è innescato e che continua e che cresce, al di là del perimetro amministrativo definito. Cresce al tal punto che in questi giorni arriva a conclusione anche un percorso di riflessione congiunta, e lo spot è questo. Settimana prossima ci sarà questo convegno che ASP promuove a livello nazionale col Comune di Bologna e con Animazione Sociale. Questo convegno nasce dal confronto strutturato di chi lavora in questi servizi, dai professionisti che lavorano all'interno di questi servizi, e quindi al di là del perimetro e degli oggetti dati c'è una germinazione, una gemmazione di idee e di sviluppi continui. Questo convegno, che sarà settimana prossima, è frutto di questi tavoli di confronto. Quindi un approccio nell'esperienza bolognese che matura strada facendo. Vado proprio veloce sull'esperienza cremasca, ma ci tengo a raccontare anche quella. L'esperienza cremasca, come dicevo, invece ha un altro tipo di approccio. Non siamo all'interno di un progetto specifico, di un obiettivo specifico, di un ambito specifico di attività, ma alla base del processo c'è una forte elaborazione preliminare all'avviso. Prima di tutto, la coprogettazione diventa una scelta politica di medio-lungo termine. Una scelta politica, quindi non una scelta tecnica, ma una scelta prima di tutto politica. L'amministrazione prende questo come un proprio obiettivo strategico, lo fa diventare un obiettivo di mandato e concorre a strutturare un approccio politico e tecnico fondante l'avvio di un percorso di coprogettazione.
perché l'obiettivo non è gestire dei finanziamenti, l'obiettivo non è fare un progetto specifico, l'obiettivo è rivedere il sistema di welfare locale e quindi la scelta politica è precondizione. Non si può fare questo tipo di approccio solo con un tecnicismo, con una scelta in mano alla dimensione amministrativa dell'ente locale. Quindi, primo tassello, scelta politica. Secondo tassello, l'ente locale nel fare questa scelta mette alcuni punti fermi. Non faccio coprogettazione per risparmiare, ma le mie risorse le finalizzo per 5 anni su questi oggetti di lavoro. Quindi non è un disinvestimento, ma è il tentativo di far crescere il perimetro del welfare locale. Quindi non c'è più la logica della delega rispetto al terzo settore, ma il tentativo, in termini di strategia politica, di portare dentro il terzo settore nel perimetro della coprogrammazione, della coprogettazione. Questo lavoro è tutto lavoro prima di pensare all'avviso, alla procedura e quant'altro. È un lavoro di costruzione dell'ambiente, di costruzione dell'humus sul quale poi si innesta un percorso di coprogettazione possibile. Per il terzo settore, lo dicevo già prima, il terzo settore cremasco è molto diverso da quello di Bologna. A Bologna ci sono delle realtà molto strutturate, dei colossi, delle realtà molto grandi. Nel contesto della Lombardia in generale, ma del cremasco in particolare, realtà molto più piccole, molto più destrutturate, molte realtà del volontariato, molte realtà legate al mondo della diocesi, la Caritas, questi soggetti. Quindi anche qui l'idea di spogliarsi di un profilo identitario di solo gestore, accettare la sfida di non dipendere solo più da risorse pubbliche e di provare a operare non solo guardando da soli il proprio perimetro, ma allargando il perimetro guardando cosa fanno gli altri accanto. Questo lavoro per il terzo settore è stato un lavoro molto importante che ha fatto crescere alcune dinamiche relazionali tra le varie componenti, non le ha ancora superate perché sono ancora molto presenti e sono ancora molto conflittuali, ma dentro in uno scenario di maggiore diciamo, condivisione della prospettiva a cui tendere. In questo scenario è successo che prima di uscire con l'avviso abbiamo fatto una serie di lavori insieme, enti locali e terzo settore, per creare le condizioni per arrivare poi insieme all'avvio del processo. La prima è stata quella appunto di fare un'analisi, siamo nello spazio della coprogrammazione o dell'analisi dei perimetri di bisogno, delle aree problematiche su cui vogliamo lavorare insieme. Quindi si è provato a lavorare insieme per costruire alcuni gruppi di lavoro di pluriappartenenza, quindi terzo settore e ente locale, per dire ma cosa mettiamo a oggetto di coprogettazione? Non lo definisce in maniera unilaterale una parte, non lo definisce un progetto, un'urgenza, una necessità, ma decidiamo insieme cosa mettiamo a oggetto di coprogettazione. Già questo è un modo importante per creare delle basi di prospettiva. E poi la scelta di mettere insieme anche delle risorse, andare a cercarle insieme e non dipendere solo da risorse date. Tutto questo lavoro è esitato poi in un'analisi, una lettura dei bisogni che poi è esitato in un documento preliminare alla coprogettazione. Quindi prima di uscire con l'avviso faccio un documento dove dichiaro la volontà congiunta di coprogettare su alcuni temi, perché ci siamo confrontati, abbiamo analizzato e insieme diciamo vogliamo coprogettare su questi temi. Non siamo ancora nel perimetro dell'avviso, siamo nell'esito di un processo di ascolto, di relazione e di costruzione di quel perimetro sul quale vogliamo coprogettare. Quindi siamo nella fase precedente alla selezione. E questa secondo me è quella strategica. Se si vuole agire in una dimensione di cambiamento veramente dei sistemi di welfare, non semplicemente dei cambiamenti delle modalità per attuare quanto già definito.
Poi c'è anche nell'esperienza CREMAS si avvia poi una fase istruttoria pubblica per individuare i partner. La scelta in questo caso è una procedura selettiva non competitiva, quindi non competitiva per non mettere in fila i soggetti, ma per dichiararli idonei ad essere ammessi alla fase di coprogettazione vera e propria. Quindi non c'è il vincitore, il perdente, non c'è il primo, il secondo e il terzo, ma c'è una selezione. Questa rimane come un elemento alto, ma una volta che sei idoneo, lavori con me su quei temi e su quei processi in maniera paritetica. Anche questa è una scelta non scontata. Lo dico qui, ma potevo dirlo anche prima, e l'ha detto anche chi mi ha preceduto, la scelta di agire in una zona grigia, sicuramente, perché qui stiamo parlando sicuramente non solo di una dimensione gestionale, non solo di una dimensione, diciamo, definita, ma di agire nonostante le poche chiarezze, i molti vincoli, nella dimensione più alta della coprogettazione, dove alla base c'è questo tema. Non stiamo parlando di prestazioni per le quali c'è un corrispettivo, ma stiamo parlando di interventi per le quali c'è un rimborso spese. Stiamo parlando di una relazione di partnership che sì, ha un contratto, ma non è un contratto dentro nel perimetro del codice dei contratti. Stiamo parlando di molte difficoltà oggettive. Quando abbiamo fatto la procedura e sul portale dell'ANAC bisogna indicare qual è la tipologia di soluzione individuata e si apre la finestrella, bisogna flaggare una voce, la voce coprogettazione non c'è, allora cosa si fa? Bisogna fermare tutto il processo e bisogna anche agire senza avere tutte le sicurezze e le garanzie del caso. Sicuramente è un'assunzione di responsabilità, è un'assunzione di responsabilità fuori da un perimetro definito e chiaro. Quindi anche questo ci tengo a evidenziarlo. Quindi una fase di selezione, anche qui come per Bologna si vanno a valutare requisiti soggettivi e oggettivi, una proposta progettuale come per il percorso del Bolognese, anche qui viene chiesto al terzo settore di avanzare delle idee progettuali per declinare le analisi fatte insieme in possibili soluzioni, in possibili percorsi. Si va a valutare sicuramente i contenuti proposti, ma anche la volontà di investimento del terzo settore. A differenza dell'esperienza bolognese, dove le risorse erano pubbliche ed erano date, nell'esperienza cremasca, perimetro totalmente diverso, veniva chiesto ai candidati di concorrere con risorse proprie al percorso di coprogettazione. Il bando prevedeva che almeno il 10% delle risorse fosse di origine del terzo settore, di cui un 5% in termini di valorizzazione e un 5% di risorse monetarie aggiuntive. Vi dico che questa cosa che all'inizio ha suscitato scalpore, poi nei fatti i partner di coprogettazione hanno portato quota ben superiore, circa il 18% delle risorse. Quindi quello che all'inizio spaventava, poi lavorando insieme ha determinato un elemento di miglioria e di sviluppo. Allora, quindi vengono individuati i partner, viene fatta la fase selettiva, a questo punto si inizia a coprogettare insieme. Non tanto come nell'esperienza bolognese, come una consultazione, ma dove perché il perimetro prevedeva quello, ma come un tavolo di lavoro dove di fatto dalle tante proposte arrivate si arriva a un progetto condiviso. E anche qui mediazione, fatica, lavoro di sintesi e di incontro. Alla fine poi nell'esperienza cremasca sono arrivate due grandi proposte, una del mondo delle cooperative e una del mondo delle associazioni, capitanata dal mondo della Caritas. Quindi due esperienze molto lontane dal punto di vista formale, cooperative in consorzio da una parte, volontariato in ATS con la Caritas come capofila. Siamo arrivati però a un progetto condiviso, sintesi, mediazione e punto di incontro delle proposte raccolte. Nella coprogettazione vengono definite anche le regole, non solo i contenuti, ma come le regole di funzionamento del processo di coprogettazione. Quindi
le modalità attuative, le modalità di monitoraggio, il sistema di governance. Se dobbiamo lavorare insieme definiamo anche le regole di relazione. Siamo in un perimetro dove si viene costruita una... Accidenti, è uscito ancora, chiedo scusa. Siamo in un perimetro in cui viene delineato un modello di governance integrato tra ente locale e terzo settore, sia a livello direzionale che a livello operativo. Quindi cercando di tradurre veramente una dimensione collegiale sia nella definizione delle scelte strategiche, sia nella definizione dei contenuti operativi e attuativi. E questo è un altro tema molto delicato e molto sfidante. Insieme si coprogetta anche il sistema di valutazione. Insieme si coprogetta come vogliamo analizzare, valutare la ricaduta interna tra di noi nel nostro sistema di questo processo, la ricaduta esterna sui destinatari finali, sulle comunità di appartenenza. Insieme andiamo a valutare come abbiamo utilizzato le risorse, insieme andiamo a valutare come abbiamo dato seguito all'attuazione dei contenuti e delle attività previste. Coprogettare non vuol dire semplicemente coprogettare la parte attuativa, ma anche la parte valutativa e il sistema di governance. Non so perché continua a uscire, quindi riprovo ancora. Dottor Stanghellini? Sto finendo, finito. Sì, perché ho un ruolo antipatico, siccome poi abbiamo l'avvocato che alle 11 deve lasciarci e quindi volevo lasciargli qualche... Vado alla conclusione. Grazie. Definito, questo si è arrivato a un accordo, alla costruzione di un accordo e un accordo a tutti gli effetti di collaborazione tra soggetti. Chiudo con queste ultime tre osservazioni. Allora, detto questo, raccontato gli orientamenti, raccontate le due esperienze, che valenza può dare la coprogettazione alla relazione tra pubblica amministrazione e terzo settore? Sicuramente il paradigma culturale, ma un paradigma culturale che deve prendere la fisionomia, deve prendere l'abito, la postura tipica di quel contesto. Non c'è un modello ideale, bisogna analizzare le caratteristiche del contesto per trovare la soluzione e la conformazione più coerente. Bisogna mettere al centro il reale obiettivo, perché se l'obiettivo della coprogettazione è gestire un perimetro dato, un progetto, un obiettivo specifico, si va in una direzione. Se l'obiettivo è molto più ampio, allora si va in un'altra direzione. Bisogna valutare il livello di maturità e di disponibilità degli attori in campo. Una proposta di coprogettazione senza aver prima intavolato un dialogo costruttivo preliminare col terzo settore rischia di cadere nel vuoto, rischia di essere frainteso, di non ottenere le necessarie valorizzazioni. E l'ultima cosa fondamentale, la coprogettazione come una prospettiva di investimento sul processo e non come una via sporca, una falsa linea di lavoro per evitare procedure più strutturate e formalizzate. Quindi chiudo, mi chiedo scusa per il lungo tempo che ho preso, di fatto è uno spazio di azione percorribile, quella della coprogettazione per le amministrazioni locali, è uno spazio da agire, è uno spazio nel quale ci si può muovere, serve un posizionamento chiaro, serve prima della procedura una scelta politica e tecnica chiara, serve una volontà di agire il nostro ruolo di enti locali in maniera nuova, Faccio mia la frase e chiudo, che di fatto ha sempre sostenuto l'operato e il significato del nostro agire, che è questa, cioè un modo per stare al passo coi tempi, un modo per affrontare e non subire il cambiamento, un modo per essere attivi rispetto a quello che succede attorno a noi, un modo per interpretare la logica che appunto la frase di Giovanni Fosti, professor Giovanni Fosti, ora presidente della Fondazione Cariplo, che di un comune che diventa sempre di più imprenditore di reti e sempre meno regolatore e pagatore del sistema di welfare locale. Mi fermo qui, grazie.